Conosciamoli da vicino, il nuovo format di Rica Film Italia. Andrò a casa di tutti i TikToker più famosi della rete. E 300.000 follower, più di 53 milioni di mi piace. Di chi sto parlando? Di lei, la regina di TikTok, Rita De Crescenzo. Rita, apri, sono bambolina. Eccomi qui, sono a casa della mia grande amica Rita De Crescenzo. Amore, buonasera. Buonasera, sono qui per una bella chiacchierata come facciamo anche senza telecamere. La prima cosa che voglio sapere, come sei nata su TikTok? Allora, io ti ripeto ancora una volta, anzi vi ripeto a tutto il mondo, che sono nata sugli scogli a via Caracciolo, ma c'era avuto TikTok là sopra là. E ho cominciato a fare TikTok. Io non ho TikTok, io non ho TikTok. Ho cominciato a dire, mettete la fascia a fronte e scendete in campo. Sempre perché però stavi litigando con qualcuno. Sì. Botta e risposta. Botta e risposta, facevi, e facevo a là e facevo a qua, e facevo. E io un giorno mi sfastiace e mi faccio, fermo combattere, e metti la fascia a fronte e scendi in campo. Questo è stato uno dei primi, da questo qua, questo primo TikTok che fui, poi sono stati un sacco di cose rosse là, i cuori, i follower. Sono saliti e poi mi stavo facendo pronto e mi stavo a fare TikTok. A combattere, nel senso giorno dopo giorno, i follower salivano sempre di più perché io che ti conosco bene, tu anche nel privato sei così, non solo davanti al telefono su TikTok. Sono proprio così. Il tuo successo è dovuto perché tu sei proprio così anche nella vita privata, sì. Perché a volte ci sono personaggi e persone, invece tu sei persona solo anche sul social, quello sì. del privato lo porti davanti al telefono e su TikTok, sì, giusto? Tutta verità, c'è sempre raccontato, sempre solo verità. Poi un altro TikTok mio, vuoi sapere? Sì. Allora, ma tu fare una cariballa? Io parlavo solo io con il telefonino così, scendete le scale e dicete, ma tu fare una cariballa? Noi che sappiamo muovere un bacino, un culetto, sappiamo fare sappiamo fare tutto nella vita cuori. Ecco tutti che fa. E da questo è nata la canzone, un bacino, Oculette, grande successo, milioni di visualizzazioni, conosciuta in tutta Italia e non solo perché in questi giorni so che devi anche andare in Belgio. Sì, certamente. Ti stanno chiamando un pochino dappertutto perché, ma proprio nata cosa, il social è nato così che stavi combattendo con un'altra persona cose per difenderti, facevi questi TikTok. Sì. Però poi, com'è nata sta cosa di svegliarti una mattina e dire voglio cantare, voglio fare festa? Sono state le persone che hanno richiesto subito a Rita o sei stata tu a metterti in campo per cantare? No, è stato, posso dire il nome? Sì, puoi dire tutto. Sì. Gianluca Manziri mi fece un remix di Radio Marte e io lo ringrazio, ciao Gianluca, e ha cominciato a fare questo remix. Poi dopo ci sono state un sacco di come chiamano, manager che sono venuti a casa mia, vuoi fare la canzone, e abbiamo fatto questa canzone. L'abbiamo fatto dal maestro Vincenzo Ippolito, che lui, che ha visto tutti i TikTok miei dall'inizio, e ha creato proprio Poropopò, lui me l'ha fatta proprio studiare. La tua prima canzone? Sì, ma sono tutte parole che io ho sempre detto nel TikTok. Metti la fascia a fronte a Cindingan, Poropopò,
cioè è stata fatta per gioco. Hai portato le tue parole nelle Sì, canzoni, che poi chi si credeva tutto questo fatto, che non capisco ancora, veramente ancora non ci capisco proprio niente. Non ti Vabbè. aspettavi tutto questo. Torniamo un pochino indietro nel tempo, Sì. perché tu prima di diventare famosa su TikTok, prima di tutti questi follower, la tua vita non era tutto rose e fiori, No, come si dice. assolutamente. Perché ha passato dei bruttissimi momenti che tu su TikTok racconti tutto Tutti i della tua giorni. vita. La cosa bella di te, Tutti i che io ti giorni. conosco benissimo, che tu su TikTok racconti tutto. Ho Hai raccontato anche raccontato quello che hai tutto. passato prima Tutto. di TikTok, Sì. perché non è stata bella la tua vita. No, assolutamente. E ho sofferto assai, tu sai. Lo so perché ci E conosciamo fra bene. droghe e psicofarmaci e che tu dica fa, i figli mi hanno sofferto assai insieme a me. E 4 anni fa ho conosciuto il Signore, perché ho avuto una brutta avventura qua a Piazza Garibaldi. E guarda, da casa ero solo venuto in casa proprio qua, Vicino a Piazza vicino a Garibaldi. Piazza Garibaldi, che questo nulla è a casa sto fatto. Il Signore mi ha guardato pure sta paura che io tenevo all'interno, perché io avevo paura di Piazza Garibaldi quando stavo con i demoni accompagnati di Faffariella. È stato il Signore, scusami se ti interrompo, perché chi fa uso di queste cose ci vuole prima per tanto tempo e per tanti anni addirittura la comunità. Invece tu da un giorno all'altro Sì. hai buttato via Mi sono tutto. liberata. Nel tuo cuore hai fatto entrare il Signore e da lì è cambiata È la vita. cambiata tutta la mia vita, ma pure i figli miei, cioè i miei figli, cioè Non eri presente come mamma prima cioè, quando non facevi si uso. aspettavano nemmeno tutto, cioè, mo mi guardano, sai come mi guardano, no? Dice, ma veramente, cioè, mi guardano proprio con gli occhi da gioia, io me ne accorgo, perché prima erano spenti gli occhi dei figli miei, invece mo già la mattina, cioè, io parlo con Checco dalla telecamera, come sapete, la Perché? situazione, perché mi hanno incominciato a attaccare pure sulla situazione di Checco, perché stiamo parlando di una terza media. Non stiamo parlando, sì, magari delle denunce che ho fatto vecchie a mio marito, ma non stavo bene, stavo Per- tutta piena di quello che poi non psicofarmaci. riesco a capire io, Sì. quando tu qualche anno fa facevi uso di queste sostanze, Sì. i Non tuoi, sono no, proprio- i tuoi figli stavano con te. Sì, sì, Mo che stai bene, che non Sì. fai più uso di queste sostanze, sì. all'improvviso Checco per una terza media lo prendono Sì. e lo portano via in una comunità. In una Sì. comunità, giusto? Mi hanno portato in una comunità e io con tutto ciò non tenevo Matia Potestà, l'ho consegnato con le mie mani e me l'hanno portato su una montagna alta 2500 metri a, come si dice, che lascia Battipaglia, cardiopatico con distenti, che non teneva nemmeno un ospedale vicino, guaglione, che se non si sentiva bene, cioè io ho fatto tutto quello che potevo fare. Lui è scappato perché si è visto proprio male, situato che l'hanno per là. Perché vive in tutto questo benessere, Cioè, non che parliamo non di ti una casa manca niente, distrutta, Rita. senza Lo stavo mangiare e tutto senza un- niente, nel cioè, senso tu c'hai Rita, tutto. Cioè, quando dovevano mettere le mani, quando Checco veramente aveva bisogno di essere aiutato, perché a me Checco, quando io stavo male, stava chiuso in casa con me, ha visto di tutto e di più, anzi lui mi cucinava, mi stava vicino, cioè lui e Rosario addirittura me lavava e che come mi faceva i bastoncini e mi metteva a mangiare, quando proprio addirittura quei giorni che correvano guardie, autoambulanza, igiene mentale, correvo di tutto e di più, che io facevo quei brutti gesti perché non ero io. E magari ho fatto pure tutte quelle denunce perché vedevo i mostri con quell'immondizia, ma facevano vedere proprio che tutti i caffè, il Signore ha dato a tutti i figli di mamma, non hanno messo in mano. Mo perché, fra virgolette, sono diventata, scimma così, da decrescenza. Bu bu bu. E ti hanno Ecco qua. toccato un po' questa situazione qua, che speriamo che si risolva al più presto, deve perché risolvere. tu stai facendo di tutto e di più per Sì. risolvere questa situazione. Io lo so perché ci vediamo tutti i giorni quasi, stai facendo di tutto tra avvocati per vedere di risolvere questo problema, Sì. perché ad oggi tu stai bene, Sì. economicamente tuo marito lavora e tutto, non vi manca niente. Sì. Ad oggi l'amore c'è quando prima non c'era, perché Sì. per colpa di quello che facevi tutto questo amore non No. c'era, perché in effetti non c'è nemmeno l'amore quando fai uso di queste sostanze. Ma io non capivo niente, non capivo proprio niente. Anche noi l'altro giorno in macchina abbiamo visto quel ragazzo, ci senti guarda che lui come sta facendo annanzi a rete, Non stava proprio male. perché si E è io fatto di capisco la qualcosa. situazione, che quando vedo che mi sta via scampazzì,
capisco cosa vuol dire a essere succubi quella compagnia brutta che è la droga, Rita. E magari io posso capire, Rita, quando è vero che mi sa vita, Lancia un messaggio a tutte le persone che che fanno si può ancora... cambiare, si può Rita. cambiare. Come ci sono riusciti, ci possono riuscire tutti quanti loro. Ci abbastano poco, poi riesco a fare tutte cose il Signore. Magari non ci credono, ma il Signore è vivente e sta in mezzo a noi. Quelli che non possono capire, a Gesù vanno trovare solo quando riescono loro, ma non è Questo è così. vero. Che le vedono quando riescono, quando riuscite voi. Quello che poi voglio capire io, perché uno poi all'improvviso nella vita fa uso di queste sostanze? Perché vi manca qualcosa, ad oggi stai bene, ti Sì. mancava qualcosa? Io A questo me non è riesco tutta a una capire. situazione insieme, perché io ho avuto papà con la brutta malattia, ha avuto mia mamma sempre con un disturbo mentale, sempre chiusa in clinica, innanzi a rete, non ho avuto tanto affetto, quindi non lo so se ne manchi a Rita, è stata pure la compagnia brutta a Rita Toci. Ah, quella è la Sì, è prima stata cosa, a la volte compagnia che me compagnie. l'hanno fatta fare, Rita, perché io all'improvviso solo io Eri un po' debole stavo sotto. debole sotto a Rita e mi sono fatta trascinare. Però mo mi riconosce come stai No, e la non cosa come bella è raccontare sti stai. cose, ad oggi Io stai racconto benissimo. sempre perché pure in dei diretti faccio ogni tanto, ma giro, mi guardo la rete e mi viene a mente tutto quello che ho combinato e voglio da solo buon esempio, perché sbagliare è umano e persecutare è diabolico. Ad oggi sei stata a Sharm quando non sapevi nemmeno che era un Brava, viaggio, non conoscevi un viaggio sulla cos'era, neve, sulla i neve. costumi, 27 anni non mi ho mai messo un costume, stavo sempre sull'ormeggio, gittata in coppia di scoglia, mi appiccicato che guardia, che guappo, mi ho fatto di tutto e E mascille proprio. ho fatto le guerre in via mare, uè Maro che ho combinato il nome di Però è queste bella storie raccontarlo oggi perché sono cose passate, Sì, prese sì. e buttate, perché oggi c'è una nuova Rita Sì, e mamma una nuova vita io per non faccio male Rita. manco più una formichella, quando la vita perché male faccio... È tutta così. Perché veramente è un grande successo per te, perché Milan, Roma, un po' in tutta Palermo, Italia, Palermo, mo devi o andare in Belgio. Belgio. In effetti man mano cresce sempre di più questo tuo successo. E io ringrazio E io lo tutti dico quanti. sempre e lo ripeto, se tu hai sempre successo e la gente ti ama, perché come sei davanti al telefono, davanti alle telecamere, così sei anche nel privato, io che ti conosco bene da 4 anni. Non so fare post, non so fare solo così. E a te cose che non ti piace del social di TikTok? Ci sono gli haters, questi qua che commentano in negativo. Quelle teste. Questi qua che commentano, che fanno i commenti negativi. E contatto falso. I contatti falsi e Ah. tutto. Ad oggi tu mo non li rispondi nemmeno No, più. Però Ari, all'inizio un io po' 3 ti anni danno fa, sai che ferito. oggi faccio? Stanno bello TikTok che sono cresciuta a striscia la notizia. Striscia la Sì. notizia. Mi piglia una bella bottiglia Ruege Johnson e mi ha messo tutto in cuore. Ah sì, mi ricordo. Allora ogni commento negativo mi faccio sciuliare so, alla base. Però all'inizio li combattevi anche un No, pochino. no, non invece ho mai risposto. Ah, mai risposto. Mai. Ci ho fatto sempre fallo ora Rita. È venuto io, noi che sono venuti tutto a dammo, tutto quanto a me, chi mi ha detto parole, chi mi ha offeso, chi mi ha giudicato, sono venuti tutto quanto qua, ci hanno pigliato un caffè, una bella stretta di mano, io le cioccio. Questo lo so, tanti che ti hanno attaccato, hanno puntato dito, poi sono venuti qua, sono seduti, hanno preso il caffè, pace e amore, perché tu sei per la pace Sì. e per l'amore, questo lo voglio Questa è la dire. prima cosa, solo che le ci rimane a Rita. Le Ad guardo oggi contro stai nessuna bene, parte. l'unica cosa che ti manca è che tuo figlio Checco È non è qui Checco, sì. con te, perché Guarda non è qui qui già, con te, pian si deve piano. aggiustare sta cosa, ma pure sicuramente si aggiusterà Sì. questa cosa. Poi ancora un'altra cosa, io prima di venire qui da te ho fatto il box delle domande su Instagram. Io ho chiesto alle persone, ragazzi, sta per iniziare questo nuovo format, conosciamoli da vicino, stasera sarò a casa di Rita, se volete fare qualche domanda a Rita me la fate nel box delle domande. Io mi vado ad aprire Instagram e vediamo se qualcuno ha qualche curiosità che ti vuole chiedere qualcosa, un attimino solo che vado ad aprire il box. Allora, prima domanda, che rapporto ha con le neomelodiche Nancy, Giuseppe Attanasi e Stefania Lai? Che rapporto hai? No, io arrivo normale, arrivo, io voglio bene a tutto quanto. Loro dicevano parole neomelodiche,
loro sono le artiste, io a Rita Mosto mi abbiamo a cantare, però ma voglio fare l'artista, ma voglio combattere! Diciamo che all'inizio siete un po' attaccate perché Sì, sei sì, stata la sì. prima TikToker Sì. a dire voglio cantare Sì. e da lì tutto quanto come quello di personaggio mo può fare cantare. cantante. Sì, mo Ad voglio- oggi tante richieste. Sì, assai, mo Anche voglio cantare, quest'anno. voglio cantare, già cantare, mo mi faccio imparare a cantare proprio. E chiedono il tuo primo amore, te lo ricordi? E il mio primo amore ha fatto a Raimondo, poi dopo ci siamo lasciati, non l'ho visto più. Con il tuo primo Con il mio fidanzato, primo hai fatto fidanzato. Raimondo e poi hai conosciuto Poi ho conosciuto Salvatore. Sasac, si è Sasà. cresciuto a Raimondo e ho fatto altri 2 figli, Rosario e Chicco. E Raimondo per sta sei un figlio perché se l'ha cresciuto con me, che che ha avuto Raimondo non l'hanno avuto i figli miei. Ho capito. Quindi lui dice sempre che siamo bene più a Raimondo che i figli, ma chi lo vuole però, o veramente. Ah, se l'ha cresciuto, nel senso dal Sì. primo giorno Sì. per lui è come un papà. È come un papà. Sì. Poi ancora, dato che io mo ti sto intervistando in onda, sta andando il Sanremo, ti chiedono il preferito di Sanremo. L'hai visto un po' Sanremo? Sì, però noi sacciamo. Non conosci nessuno No, sa Gianni Morandi. che non partecipa, è Allora, presentatore. e ma marrone mi piace il rosti che tenevo in quello. Poi a chi là che scassa di rosa. Blanco. Chi Secondo te che ha No, fatto? chi l'ho fatto tutto ammazziato. Cioè, tutto Io vedo che è organizzato. tutto organizzato, è un organizzamento. Ho capito. Allora, no, questo perché ci sono anche delle domande un pochino più intime, però meglio evitare. Ma cosa dobbiamo dirle? Solo che ci sta regalando leggerezza, perché devi sapere che tu che sei un personaggio seguito da tante persone, ci sono tante persone che non hanno una vita facile. E guardando i tuoi video comunque tu regali spensieratezza e Sì. sorrisi. E tu sei amato, io lo faccio la diretta proprio per loro, per le mie vecchiarelle, per la gente in ospedale, per le gente nelle comunità, per i carcerati che stanno in comunità, che tengono i telefonini. Cioè io mi sento che la mattina un impegno, che io tutte le mattine, pure se faccio 3-4 mattine a Rito, io il lotto tengo in fronte, perché i picchiarelli si mettono la televisione, rinde casa famiglia. Che sei stata anche in Sono qualche casa collegate, famiglia sì, tu. con me, perché la mattina tengono un WhatsApp che ha già rispondere, e ha già fa compagnia casalinga, e picchiarelli miei. A gente che mi aspettano pure nei magazzini, nei bar, agli assistenti dei carceri, cioè mi aspettano proprio a me. Che E io bella tengo un cosa. impegno, tu sai, io a notte faccio tardi, ma la mattina mi scedo È proprio per obbligo loro. a te È scegliere. ovvio, come tenessero un mestiere, capite come fanno per me, che io già fa per forza la diretta. Sai che tanta gente ti Sì, Aride, non voglio aspetta. fare brutta figura perché ci rimangono male e faccio compagnia, sorry, capito? Ancora un Questo- altro messaggio, sempre dal box che ho messo su Instagram. Come si sente non avere il proprio figlio accanto? Parlo di Checco, Rita, mi dispiace tanto, ti stimo. E come ci si sente? Che io parlo in quella telecamera là sopra là e poi io non vi nascondo perché io sono la mamma e Checco ogni tanto piglia bene, viene pure fuori la finestra, pure 2 minuti, mi viene a vedere. Cioè, io sono la mamma, cioè, normale. chi mamma non rapista a portare un figlio con tutto ciò che ha pensato a protestare, ma io sono sempre la mamma, se l'hanno a mettere in capo. Ma prima Che- o poi si aggiusta tutto, sono Cioè, sicuro al non so 30 100%. anni, ma sono 3 anni, anzi 2 anni, perché che come fa 16 anni, quindi sono 2 anni. Che Dio ce la mandi buona. Sicuro. Poi mi chiedono ancora dal box delle domande, che studi hai fatto? Io, Mm. a terza media. Hai frequentato scuola o serale? No, l'ho frequentata, ma potevi perdere il pernaccio, scusate. Io ero incinta, ma ci la terza media incinta, cioè avevo la pancia, io me l'hanno data proprio per Te ne non me ne hai? hai proprio. Mamma mia, che l'ha combinata anche i maestri della Tito Livio, scuola la Tito Livio, i miei anni, mamma mia, ho fatto di tutti i colori. E ancora scrivono, a Rita non c'è bisogno di domandargli niente, è la rinascita in persona, di quello che abbiamo raccontato E perché prima. hanno sempre detto sulla verità e hanno visto che la vita mia è cambiata da così a così e poi hanno cagnato tutto quanto il Lorenzo.
E so, tutti quanti loro si fanno l'utilizzo dei psicofarmaci e da drogare ci vanno poco, gli hanno arrabbiato i cori loro. Perché si tengono i cori ai preti e poi ne fa diventare le carne. Ma volendo bene a Gesù sempre però se andare a vedere Al primo che sono posto. gli ultimi tempi a solo. Sì, 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 State sì, sì, ripetono sì. una volta Ad sbagliare è oggi- umano e perseguitare il diabolico. Quindi fare un passo avanti. Se il Signore bussa e porta, l'hanno arrabbiato la porta. L'hanno rimane fuori la porta e poi quando trovano un ombrello quando viene a giovere. No, Capite è com'è? giusto, è giusto. Non è così. Dico sempre lo stesso. Sono 3 anni che dico sempre lo stesso. E sono 3 anni che sto dicendo ne vedrete del peggio. E a Natale ho lanciato un messaggio che l'ha già scritto, sta scritto nella Bibbia, e l'ho letto, che ne vedremo ancora del peggio, fra maremoto e terremoto. E ad si è oggi quello che avverato. sta succedendo in Si è avverato Turchia... perché i peccati ne sono assai, la cattiveria, specialmente con questi social, che tu dici a fare. mamma mia, il social Mamma mia, io da è quando... diventato uno schifo perché, cioè, quando ci mettevamo all'inizio noi ballavamo, ci divertivamo, casa è diventato, cioè, saranno immazzate. Ma ad oggi si filma tutto, qualsiasi cosa si fa si filma. Lui prima all'epoca quando è uscito all'inizio di TikTok, cioè, pazziamo, ci divertivamo, ma mo' ha ridato... No, parlo un campo di guerra, Sì, è un campo di guerra. sì. E ancora ti chiedono, sei felice in questo momento? Come stai soprattutto? Io benissimo, felicissima, sono contenta per i miei figli, che assai, perché stanno avendo tutto quello che io prima non gli avevo dato. La prima cosa, l'affetto, a cucinare, a essere presente in tutte le cose. Loro sono troppo soddisfatti e orgogliosi di me. E, tutti i soldi mi sono per i figli miei, perché una cosa sarà nel vivo, non sarà quando uno giura l'occhio, sa una roba da Lo padre so, tutto quello che guadagni con... ma a fine, come la chiamano, Con a gli Cina Longo eventi. Brigida. Cina Longo Brigida è rimasto i panni, è rimasto i mati, i mobili, i quadri, ma sta succedendo il figlio, il suo manager, sta succedendo un budella, loro e a me si stanno pigliando tutto rosso. In vita, In vita. in modo quando a Alla 100 di là, anni te ne vai, 100 non rimane anni, niente che Dio ci e non appiccica benedice. nemmeno. Che rapporti avevi con tua suocera? Benissimo, e la voglio troppo bene, un bacio a mia suocera Eleonora. Poi l'altra mia suocera l'ho vissuta poco, la mamma di Sasà, che ha avuto una malattia all'epoca, però tenevo una bella amicizia perché la mamma di Sasà è del mio quartiere, ma ha cresciuto, ma ha visto nascere la piccerella perché io e Sasà siamo vicini coetanei di casa dei Palonetti, siamo nello stesso abitava proprio vicino quartiere, a Sasà. vicino e vicina, la mamma mi ha visto nascere. Però non abbiamo avuto che l'uomo dice frequentare perché poi all'epoca mia suocera Rosaria morì. Però con mia suocera Eleonora a tutto remo. Eleonora è la nonna di La nonna di Raimondo. Raimondo. A tutto remo è sempre mia suocera. Ancora chiedono, come ti sei conosciuta con Sasà? Come è nato l'amore E con siamo Sasà? dello stesso quartiere, già ci conoscevo, ma piccerella. Cioè, io l'ho conosciuto che io ero incinta di 7 mesi, stavo fuori casa mia con una pizza di panza annanzissimo, ci fottevo, pazziavamo, cioè già tenevo una simpatia già da piccolini. Poi dopo ho partorito e poi... Ah, ti sei fidanzato quando eri incinta? No, allora, io ero incinta Di 7 mesi. e stavamo sempre in coppa pallonetto fuori a casa mia, dove mo tengo la casa, stiamo a Calon, e noi ci facevamo tutto quanto là. E incominciava questa amicizia fra me e ma noi già ci conoscevamo. Poi dopo ho partorito, è nato Raimondo, poi è successo il fatto del papà di Raimondo, e poi non l'ho visto più e mi sono fidanzata Con Sasà. Sasà. Chiedono perché hai cambiato casa? Perché ho cambiato casa? Perché là avevo bruttissimi ricordi in quella casa. L'ho già vissuta di tutti i colori. Ho giocato proprio tutta la strappegnamezza. Proprio per cambiare definitivamente la vita mia, no? Ho già fatto, guai mi rimanete loco, perché mi ha avuto per immaginare, volevo sempre che li ricordo là. Hai cambiato vita, Ho hai cambiato cambiato anche tutto casa. a Rita, perché che lì a casa mia è stata la vita mia, là dentro là. Però purtroppo a Rita... Sono troppi ricordi brutti. Troppi brutti ricordi, sia da stanziglietta, sia a bascina della cucina che lì blindata. Cioè io mi mettevo che lì blindata perché mi mettevo paura che mi facevano qualcosa, cioè mi volevo proteggere
cioè brutto la vita. Allora a Roma auto immaginavo farevo sempre le stesse cose Ho capito, e ho sono capito. scappata. E ha cambiato anche casa. Rita, sarai triste un giorno se tutto questo finirà? No, Arvito, e perché già essere triste? Cioè, quando finisce, finisce, mo ci stiamo solo divertendo, è una favola. Quando finisce sta favola, che ben venga, ma se te ne andavo con un coppia scogli a Margellini e mi guardo l'ormeggio con mio marito. Perché ricordiamolo che tu non vivi di TikTok TikTok. e con i soldi di Che TikTok. tocca. Io tengo un bello ormeggio e sono socia di mio marito e sono sempre là a fatica con mio marito, ma sono 3 anni che non ci sto più più. Perché, ma no perché non ci voglio più e non volessi più a faticare, è perché se fa un bordello si ci va. Eh sì, ogni volta ti vedono, si e fermano. corrono i power. Ah, scusate! E dico, signora Rita, create confusione, si fermano in macchina una retana e per fare sta guida a mio marito e vado. Ok. Un'altra domanda, sempre dal box delle domande di Instagram, è l'ultima. Nella vita reale è veramente così come si mostra sui social? Io? Io chiedo, so no. cosa c'ho così, solo così saccio Io lo fa. so, l'ho detto prima che tu sei così. La maniera saccio fa. Tu sei così anche nella vita privata, perché a volte ci sono, come dico sempre, delle persone che sul social recitano una parte, perché poi nel privato non sono quelle che vediamo sul social. Invece vero tu, pure questo? sì, ce ne sono tantissimi, che noi poi li conosciamo nel privato, non sono quelli che si fanno vedere sul social, nel senso sono due persone, un coppio social su personaggi, e poi tengono tutta una vita nel privato che noi non vediamo. Invece no. tu sei No, uguale io su saccio fa solo TikTok così. e nel privato. Io poi saccio fa solo TikTok che pigliavo voto, poi non saccio mettere i secchi, già quando mi erano vicino, mi suonare come siete piccolini da vicino. E io ci dico perché io tu e suoi, non saccio suoi, Instagram sono proprio appiccicato. Mio figlio mi dice, te io come si fa, mi dimentico. Tengo solo questo problema, mi dimentico le cose. Poi un'altra cosa, su TikTok, sui social scrivono tantissimi commenti negativi, ok? C'è stato mai qualcuno che ti ha corteggiato? A me? Con quel No, social. nessuno si prende la confidenza perché io nelle dirette dico gli uomini alla bascia non sanno proprio la conferenza vicino a Non me. sa mai sa, sarà Non si mai sa se attaccare te scafa. Ad oggi hai fatto anche un duetto con Alberto Selli, sei Sì. stata contattata da Alberto Selli. Sì. Che questo... No, non sono stata contattata da Alberto. È un signore Ah, ci ha fatto questa da cosa a produzione. me e a lui ci ha proposto questa bellissima cosa e l'abbiamo fatta insieme. Ah, belle, che poi questa è una canzone divertente, che tu Beh, fai sempre cose ironiche e gelosia. divertenti, o burdolline, o burdolline. Poi sul social abbiamo visto il fatto di questa macchina di questi ragazzi, che c'era traffico sotto la Galleria di Napoli, all'improvviso a canzoni ritate crescenze e si è arrivato sotto la Galleria di Galleria. Napoli. Tu a vedere queste cose, Ma ci come ti emozionati, senti? ma vuoi sentire proprio la verità? Io quella sera che hanno fatto il bordello che la gente, io stavo dietro, sono Ah. passata. Io sono passata però non mi hanno visto perché tu stai a macchina mi tenevi vetro nero. Io ho sentito che stavano suonando quella canzone e infatti la mattina quando mi hanno mandato i video zitto, ma ero muto perché un'emozione esagerata perché poi non ho visto che tutti questi TikTok che loro hanno fatto, io l'ho saputo la mattina, hai capito? È un'emozione troppo È una bella bella. cosa perché vedere Sì, che tu ma non comunque anche solo se fai una qua, canzone in ironica... Australia, a America, a Londra, tutto il mondo mi contattano e c'è i vecchietti, la canzone mia, tutto va. Ah, poi hai fatto anche Le Iene, il programma Le Iene abbiamo visto è tutto. Sei mai stata contattata da qualche altro programma televisivo importante? Parliamo di reti Mediaset, Rai? Oggi ho fatto le Iene e ho fatto fuori d'accordo che poi mi hanno preso in giro. Ti ricordi quello che è Sì, successo? sì, mi ricordo. Cioè, mi hanno fatto un brutto servizio là. Ci hanno raccontato cose che non sono state mai perché io non sono mai stata né una camorrista né una delinquente. Io sono stata succube della camorra, come ben sapete, ho sempre raccontato solo la verità. Io mi sono fatta male sulla mia pelle, non ho mai spacciato, io stavo tutto il mondo, sono stata carcerata solo per comprarmelo, per intercezione telefonica, perché io non compravo poche cose, ma compravo assai nelle telefonate e ringraziando il signore Grant, perché è uscita la signora Anna. Ah sì, quella ragazza che ha Vallese, raccontato tutto che ha sui raccontato social. tutta la verità, che lei era la mia
venditrice che mi vendeva e grazie al Signore perché ha sempre raccontato sulle verità. Ma ad oggi stiamo solo raccontando Sì. queste cose perché sono cose Cose passate. vecchie. Ad oggi c'è sempre gente Moscio. che vuole puntare il dito sulle cose Non lo può puntare passate. perché stanno le cose tutti quanti che passate sono petto linguaccia passate. da arrivato, Usacci, stanno dico, tutti usacci. spu. Una tua giornata, come la passi? Ti svegli la mattina, fai la Faccio la diretta, diretta. poi... Poi dopo a mezzogiorno mi vado a fare una doccia, poi si iniziano con le pubblicità, poi si iniziano a prepararmi magari un parrucchiere perché oggi a cantare la sera, magari con i vestiti perché tengo le 3 feste e tu sai, mi piace i vestiti, di più, sempre, di più. non mo con TikTok, stanno in storie miei Facebook, sempre belle preparate con tutto ciò, facevo uso di quell'immendiz, ma prima cosa i capelli, Ah, fischezza, in la mano, pulizia, pure vestimenta. Oggi stiamo tenuta la cameriera e mo ci vado, perché vengo da una famiglia ricca, purtroppo vera è verità. Cioè, la mia mamma, la famiglia di mamma ricca, quella di mio padre che tu dica fa, cioè, siamo stati sempre benestanti, quindi non c'è mai mancato niente. E oggi fatto sempre una bella vita, con tutto ciò stavo male. Ma ad oggi non ti manca Oggi- niente proprio. Ah, ma risolvere solo fatte E che che- caroppa è tutto a posto. Quadro, troppo bello, sistemato. Perché comunque tu stavi anche organizzando un altro viaggio, solo che poi ti sei fermata. Sì, abbiamo i soldi Lo so. sull'agenzia e tu sai. E fin quando non si libero fatti di mio figlio che, anzi appello all'agenzia, congela i soldi, perché io viaggio a come fornisce che sta situazione, me lo vado a fare. Ho capito, ho capito. Poi, tu che sei molto richiesto perché fai tantissimi eventi, che emozione provi a stare in mezzo alla gente quando ti contattano e quando addirittura i bambini piangono nel vederti? Sì, Come ma ti non è senti? in solo tu sai. Io mi emoziono peggio di loro perché poi a me mi piace. Cioè, per me è diventato non ti dico un lavoro, ma proprio una distrazione esagerata andando a cantare. Cioè, io quando arrivo a più festa non volessi più. Cioè, io mi faccio le foto, cioè, un video una chiacchierata, cioè, poi mi offrono in macchina, mi portano in ristoratori, i piatti di mangia, champagne, cioè, io tutto questo, cioè, che mi vedere tutto sto fatto. Cioè, io mi emoziono, che poi ti chiagno pure, mi caccio una lacrima ogni tanto quando poi vedo che creature che chiagnano, cioè, le bambine che, cioè, mi fanno tutte che li fa, io, cioè, mi È emoziono bello, è assai, bellissimo. troppo bello. Poi dopo che comunque hai fatto le canzoni e tutto, ti sei aperta anche un negozio Sì. che sta andando benissimo, perché Benissimo. tanta gente dice, ma com'è, quello fa le cose logate, cose svergognate, chiapparella, No, ma guarda, invece una bomba. sta andando benissimo. Cioè, no, In benissimo, tutta Italia, ma super benissimo, spedizioni. con tutte spedizioni esagerate. E poi io, tu sai, oggi mi i prezzi, oggi mi so, No, lo so, dei chissà, prezzi bassi. perché la gente non ci stanno soldi e io mi sono adeguata al popolo che non tengono i soldi. Perché magari con 5 euro in due magazzini una creatura esce con una bocchina. Magari esce con un ciondolo 3 euro, magari può uscire con un rossetto, cioè con un body per una bambina piccola, per un neonato, un cappellino, con il portafoglio. Ho fatto tutte queste cose proprio a poco prezzo perché parliamoci Accontentava chiaro, tutto il pubblico, non vuol dire- da ciò sai io pubblicare un rotto in arrivo. Che ti seguono, che sono Sì, tantissime persone, perché sì. in tutta e Italia... l'ho fatto, questo negozio l'ho aperto con tutti i soldi che mi sono guadagnata per andare a cantare. Me l'ho già messa da parte e mi sono aperta questo negozio. Perché anche ad oggi che è passato qualche anno sei ancora super richiesta, Sì. questo lo voglio dire e lo voglio dire perché poi tante altre persone, altri tanti TikToker hanno provato a fare delle canzoni però senza riuscire a fare eventi. E tu invece, proprio perché la gente ha conosciuto veramente chi è Rita De Crescenzo, perché tu non indossi maschere, tu presenti la vera Rita davanti al telefono. Sì. E secondo me è questo che ti ha fatto vincere. Perché sì. all'inizio io ricordo che non ti amavano, perché tu eri No. così talmente spontanea. La gente diceva, ti puntavano e dice, mamma mia come antipatica e tutto. Invece ad oggi, conoscendoti bene, sono passato 4 anni, dicono è sempre la stessa, non è Si mai sono cambiata, ricreduto tutto perché a volte sono quanto, tante persone che Tutto cambiano. quanto si hanno ricreduto in me, anzi ci chiappato pure non so che loro non più feste che mi hanno detto le parole, cioè magari quando mi hanno vista vicino mi hanno dato la mano, scusa ma c'è pazienza, mi hanno dato WhatsApp Che prima ti commentavano un po' social.
E agitate luce in giro, eccoci qua. Perché tu sei per la pace e voglio ancora Sempre per la pace, voglio so. dire ancora un'altra cosa, che tu fai tanta beneficenza. Io che ti conosco bene nel privato, che a volte non lo riporti nemmeno sul No, social e non lo ma per dici, l'amor di però tu Dio. fai tanta beneficenza che a volte io ti richiamo perché Sì. ti dico devi conoscere bene la situazione, bene la persona e poi dopo puoi fare la beneficenza. Invece tu, se qualcuno bussa alla porta e dice Rita non posso mangiare e tu non conosci nemmeno la persona, che non sai se è veramente la verità, tu prendi e fai beneficenza. Sì, Arita, non lo so che tengo all'interno, che non riesco a dire di no. Mi sento male, a roba mi sto male se dico che no, pure qualcosa ce l'ha già. Anche non conoscendo per la situazione, Sì. perché a volte le situazioni Vengono si 3 volte a conoscono. settimana in zingari il caffè, in da diretta vera la gente. Lo so, ogni Cioè, volta che Arita. vengono prendi e dai qualcosa. Questo lo so. È il personaggio, il TikToker che hai legato di più? Ecco, io ho legato con te, che siamo rimasti fedeli. Da anni, Sono 4 sono anni. 4 anni. Perché quando tu sei venuto a casa mi dicevano sta attaccato a chi, Mi ricordo. sta attaccato a chi che si mangia tutti i soldi tuoi, invece tu hai refuso qualche volta con me e poi ti mi hai pigliato in festa e non ti hai mai pigliato È perché a i volte la soldi. cattiveria delle persone che Cioè, sono gelose, quella è sempre quella la cosa. Arnaldo, io sapete come scerriando, Litighi tutti i giorni, però lo porti nel cuore. però io voglio bene come un fratello. E poi chi ci stanno come TikTokers? Vabbè, c'è Mister Pellapazzi, Sì, Vele Sasi, sì, sì. Milina Gat, Sì. Lino Orso che anche conosciuto oggi perché abbiamo Sì. fatto una canzone di Natale, Muscella che la La conoscevi Muscella mi già appartiene da... della famiglia, un'altra Muscella è mio cugino. E, Poi ce ne sono ancora poi ci tantissimi stanno altri. altri. Sara Lopez, Ha giocato un blog. fa Q, non fa Q, però non la conosci ancora da E vicino. poi c'ho la mia Laura la Divina che sono 2 anni che tengo a casa mia con me qua. Parlando di Laura, dato che tu comunque l'hai presa a cuore, la tieni nella tua casa come una sorella, come una Come una figlia, figlia. mi devi promettere che insieme andiamo a casa di Laura perché io voglio anche intervistare Laura, perché noi conosciamo un pochino anche nel privato la vita di Laura, Sì. che non è stata una vita facile. Assai. Ad oggi tu aiuti molto Laura, che Sì. le persone lo sanno perché ogni mattina ti vedono nella diretta che un pochino racconti, però io voglio conoscere meglio la vita di Laura fino in fondo e voglio che tu mi porti a casa di Laura e facciamo un'intervista e te a Laura Ladini. Ci certamente, organizziamo con le organizziamo, telecamere, scegliamo a te questo, ci mettiamo sotto la cecenia. perché è una ragazza che lo sai che merita tanto. In Sì. effetti all'inizio tu ci litigavi un pochino, poi hai capito un pochino la situazione, Sì. un pochino la testa di Laura Sì. e ad oggi No, per me era si può figlia. dire che venne prima Laura e poi figlio tuo, Sì, perché ma che l'ami le ama cosa, tantissimo. perché che le fa cane e gatto che figli miei. Però io che siamo vicini l'ho lasciata stare un po' per mattino quando a Luca non ha voce di loro. E tu sai, oramai Laura per me è trasferita dalla famiglia. Io anche la voglio bene, che la conosco da tantissimi anni. Vedi, pure io quando faccio qualche evento mi fa piacere di farla Ciao, partecipare papà. perché lei adora sfilare, adora presentare noi. Di fare madrinatura lei, perché il corpo è bello, riesce a faccia faccia ancora- combattimi. Vuoi facci Gianni Moro, ma vuoi? E ora mi devi promettere davanti alle telecamere che mi porti a casa di Laura la Divina. Vai! Io ti prometto che ti porto a casa di Laura la Divina, ok? Io ci sono. Ok, perfetto. Ragazzi, questa bella e grande intervista alla mia amica Rita De Crescento. Ci vediamo alla prossima intervista, sempre conosciamoli da vicino, un nuovo format di Rica Film Italia. Che dirvi? Vi mando un bacio, no alla guerra. A verità. Ciao!